Ben ritrovati dalla redazione. Un anziano di 76 anni è rimasto ferito da un colpo di fucile da caccia esploso da un suo compaesano con il quale stava litigando. Il fatto è avvenuto a Castelcucco, Treviso, nei pressi di Via Collalto, in una zona boschiva. A sparare un sessantenne conoscente del primo, che dapprima ha esploso 2 colpi in aria, poi ne ha scaricato un terzo a terra che di rimbalzo ha ferito il 76enne alla gamba destra. L'uomo non è grave, è stato trasportato in ospedale a Treviso, dove è stato medicato e si trova ricoverato, non in pericolo di vita. Trieste, giù l'ultimo baluardo della vecchia industria per far spazio alle attività del futuro. Oggi la ciminiera dell'ex Ital Cementi di via Caboto verrà fatta brillare con microcariche di esplosivo. In pochi minuti l'imponente camino bianco e rosso, alto più di 70 metri, crollerà al suolo, cambiando per sempre lo skyline della zona industriale, quella della ex cementeria e l'ultima ciminiera rimasta a Trieste. Dopo il primo caso in Italia, Lignano Sabbiadoro, di una comunità energetica balneare a livello nazionale, ora il comune di Tarvisio ad aver costituito la prima comunità energetica idroelettrica d'Italia. Si tratta dei comuni di Tarvisio e Premariacco e della società cooperativa Benefit Parte Energy di Udine, associata a Lega Coop FVG, che ha reso noto il nuovo primato. Sport nel segno della continuità, dando seguito al prezioso successo di domenica scorsa alla Segafredo Arena, la pallacanestro Trieste batte la Vanoli Cremona e consolida il suo sesto posto in classifica, allungando su Treviso, Tortona e Milano. Vittoria preziosa per la formazione di coach Christian, costretta ancora una volta a rinunciare a un Marker Brown alle prese con il problema ginocchio, che ha fermato la vigilia del match giocato dai biancorossi a Sassari. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli, Venezia Giulia, dal pomeriggio cielo nuvoloso coperto. Sulla zona montana, oltre che qualche spruzzata di neve, oltre i 300-400 metri, sarà anche possibile ghiaccio al suolo. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra -2 più 1 grado, le massime fra 4 e 6, sulla costa minime fra 2 e 5, le massime fra 6 e 9 gradi centigradi. Per quanto riguarda il Veneto, nuvoloso a tratti, molto nuvoloso, soprattutto nella seconda parte della giornata, le temperature in diminuzione in pianura e le massime nelle valli, in rialzo le massime in quota e le minime su tutte le zone montane. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPA, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento con l'informazione è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.